Lo scorso 12 luglio i vigili del fuoco di Chioggia, nella prima serata della Sagra del Pesce, erano intervenuti alla chiesa di Sant'Andrea, dove era stata segnalata una scintilla che si accendeva a intermittenza ai piedi di una delle statue che adornano il frontone della facciata. La squadra era salita con una scala e aveva appurato che il contatto non sarebbe stato foriero di alcun guaio alle persone. Chi abita la zona, comunque, si dice sicuro che tale inconveniente durasse da molto tempo. Stamane, infatti, un'impresa specializzata è intervenuta a ripristinare con manutenzione ordinaria il silicone di cui è composto l'impianto che evita l'appostamento dei piccioni e che si era deteriorato proprio a causa delle scintille sprigionate quella sera. Apri la porta, Jimmy! Jimmy, quanti giorni vogliamo stare a questa porta? Stiamo svegliando tutto il condominio, dai! Così facciamo cinema! Andiamocene via tutti! Dai, ci devi aprire! Dai, ti sto chiedendo un favore, Jimmy! Ma dai! È ancora trattenuto in carcere a Venezia il 59enne di Chioggia che sabato notte, nella sua abitazione all'isola Saloni, ha accoltellato due poliziotti durante l'esecuzione di un TSO nei suoi confronti, dopo una trattativa andata avanti 9 ore tra le forze dell'ordine e l'uomo barricato nell'appartamento. Gli agenti sono stati medicati e hanno riportato ferite curabili rispettivamente in 25 e 15 giorni. La PM Federica Baccaglini ha intanto derubricato da tentato omicidio a lesioni aggravate l'ipotesi di reato per la quale il 59enne squilibrato andrà a processo, oltre alla resistenza pubblico ufficiale. Domani intanto avrà luogo l'interrogatorio di garanzia avanti il GIP Luca Marini. Per l'individuo, già protagonista in passato di violente intemperanze ai danni dei vicini e in precarie condizioni psicofisiche, si profila il ricovero in una struttura adeguata. Il Consiglio regionale Veneto vota oggi la nuova legge in materia di contrasto ai disturbi dovuti all'abnorme diffusione del gioco d'azzardo patologico. La nuova disciplina consente incentivi comunali per chi rimuove le slot dal proprio bar o dalla rivendita di tabacchi. La regione stima 32.000 giocatori ad alto tasso di problematicità, il 90% dei quali non si rivolge ai servizi per uscirne. Salgono anche le sanzioni previste per chi non si mette in regola. A proposito del Monte Ore, il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle ha votato contro il disegno di legge perché è troppo lassista quanto al periodo di sospensione giornaliero. La legge portata in aula dalla maggioranza, spiega la consigliera Erika Baldin, prevede solo 6 ore di chiusura, motivate da un'intesa tra lo Stato e le regioni che secondo noi non ha vigore. Votiamo contro anche perché non è stato accettato un mio emendamento, il quale postulava l'aumento ad almeno 10 ore della sospensione quotidiana. Baldin si è riservato di presentare un nuovo emendamento che farebbe salve le prerogative dei comuni nell'estendere il blocco delle slot anche oltre le 6 ore, qualora sussistano ragioni di maggior tutela dei cittadini. Con la ludopatia non si scherza, commenta l'esponente del movimento, perché tante famiglie venete vengono segnate nel profondo, non solo a livello economico, ma della coscienza di sé. Questa legge non fa passi avanti, perché in pratica è un condono che fa salve le sale esistenti e quindi un favore alle lobby. E allora iniziamo la settimana con una doppia promozione qui alla Pescheria Camera Saloni, branzini e orate a 5,90 € al chilo, ovviamente prendendone almeno 3 kg. In più ci sono le cozze che sono a 2,50 € e prendendone 5 kg a 2 euro. Quindi cosa aspettate? Pescheria alla Camera qui ai Saloni, vi aspettiamo, ciao! È arrivata a mezzogiorno a Gran Sostanco di Sottomarina la dozzina di ciclisti della Route 4, organizzata dal Panathlon per sottolineare l'importanza della creazione di vie ciclabili e in particolare di percorsi continui, ben definiti e percorribili in assoluta sicurezza, che uniscano le più importanti città, in questo caso del Veneto e della Lombardia, con adeguate indicazioni relative a tutto ciò che riguarda il cicloturismo. Alberghi, ristorante, siti di interesse culturale e negozi per biciclette. La frazione, che ha preso le mosse da Cavallino Treporti,
è transitata da Mestre e si è conclusa sul litorale, dove i ciclisti sono stati rifocillati in attesa di riprendere la strada verso l'arrivo di Milano. All'accoglienza, nel motto del Panathlon Ludus Iungit, era presente anche l'assessora allo sport e al turismo Isabella Penzo. In relazione alle recenti notizie relative a ordinanze di sospensione dell'utilizzo dell'acqua dell'Adige per le irrigazioni a uso agricolo emanate da alcuni comuni nel territorio di competenza dell'ULSS 6 Euganea lungo la sponda sinistra del fiume, fin da venerdì scorso l'amministrazione comunale di Cavarzere si è prontamente attivata con le strutture competenti di ARPAV e ULSS 3 Serenissima al fine di acquisire informazioni e sollecitare i controlli necessari per il tratto di propria pertinenza. Viene fatto di precisare che il problema non riguarda l'acqua potabile per uso domestico, la quale, come garantito da Acque Venete, è oggetto di specifici trattamenti. Prelievi sono in corso comunque anche lungo la sponda polesana dell'Adige, nella zona di Lusia, allo scopo di scongiurare la presenza di salmonella.